Perché è la mente giusta, ma insomma, ricorda meglio delle robe vecchie che. Oh, bravo, era, mi dice che io era CEO, ste zattere, appunto, prima dell'altra guerra, Sì, quella di 10 anni, 9. 10 anni, 9 anni, sì. Correde, veniva su. Era passato ancora qualcosa che dopo fossi, ma non più tanto, dopo la guerra mondiale. Perché che però, se lui dava nota di quando che tirava fuori l'acqua che va per il loro Veneto, a quelle volte gli ho messe tutte. Dove la gai tirava fuori sta acqua? Ne parla su al Combe d'Alpi e la tirava fuori. Sta da qui a causa Sì, principale. sì, a tirare fuori so sia 4 metri cubi di acqua, capisci? No? Tirava dopo di là. E allora con quella, io ho messo dopo a tirare fuori quella che va là io adesso. Prima non era lo stesso, non era prima, no. Busche se veniva dopo delle Sì, busche? dopo, ma quella già le messe esatte. La colpa è stata, no, a fine dei zattere è stato Vittorio Veneto, Che tira insomma, fuori l'acqua per là. la E centrale, pare che tira fuori 4 metri cubi di acqua, e allora sega su al piano. scava il piave, insomma, sta a metà o poco più. Mentre prima, adesso, sta stagione qua, ieri a Piacqua, era una. Per l'amor di Dio, altro che piave qua, era alta l'acqua allora. Sì, sì, Quanta che ne era, per dire? bisogna fare la mano. Ma poteva passare queste zattere, insomma, Sì, anche se fai i rami le passava lo stesso. anche se. Anche se fai i rami su tanti posti, però l'acqua fa i rami perché le grave le larghe, no? Ma lo stesso, di passare lo stesso. Queste sono grave, si chiamano grave, Sì, queste, grave, sì. del piave. Sì, perché noi mi ricordo che si carica sul carbone, si carica sulla legna, perché strada quando non era. Non era neanche una strada E niente. una stradetta da qua di niente, a sentiero che passava a piedi solamente. E qua varche di passare come specie di strada di campagna, passare una carretera con mul, con musap, e così sta. E se riusciva ad andare a Vas, riuscivi ad andare anche se non era a galleria, come andavi su? Se dava questa stradetta, Pascalon, Pascalone sempre, era una salita ora Scalon. la salita è tutta piana, la strada, poi se vedo che andava su e dopo perché era nuvolea, la strada piana come l'erta, colpi andava sull'orlo della piave, colpi andava su, dove si poteva passare, insomma. Comunque per l'Entiai non era La strada. strada no, è fatta sul tempo di guerra, quella che mi era bocciata a 10 anni di battagliare con Martres contro i tedeschi, capisci? Questa per l'Entiai. Per l'Indiano, sì. Le ha tracciata I tedeschi. prima della guerra, Ah, prima. ma non fatta, L'ha tracciata, sì, l'ha tracciata. l'ha fatta durante la guerra i tedeschi. Tanto la guerra e dopo la guerra è stata finita. Piccola però, che sarebbe quella che si vede su per il muro. Sì, è così. E mentre prima per andare a Scalon come era? È una strada che passava una carretta, dicono altri no. Venivi anche su da pianura, da No. parte di arrivavi anche su da Vas, da Segusin. Sì, no, se così non mi pare. Per se così che c'è mai studio, se così mi può dire la verità, non sono mai andato là perché è bocciata, non mi è stata se così. Ma qua è vasto, che non sapeva, per me pare, qua è mio nonno e i clienti da Vas, che mi venivano la farina, capisci? Lui entro con una carretta, con cavalli, con la farina su, con la prima della guerra. Ah, già faceva, insomma. Una stradata così tampoco la meglio, capisci? Una mulattiera praticamente. Sì, poco più, ecco. Poco più. Sì, ma veniva col carro, insomma, veniva col carro. Ah, se veniva quel caro. Sì, col carro sì, veniva. Allora, invece l'Indiei è stata fatta dopo. Oddio. Tracciava Ma prima. a Scalon non mi risulta che sia una salita grossa che diciamo a Scalon proprio per quello. Ma lei ha come una specie di una galleria artificiale, bisogna. Anche ora che era Le hanno roccia, no? Le scavava e poi passare, insomma, con la adesso? No, Anche- prima, anche ora? anche prima del sotto, destra è fatta più in su, adesso non è la galleria adesso. Prima non era galleria, non era galleria artificiale. E si passava da lì al piave, però basso? Sì. No, lei passava su 7 metri solo al piano. Ah, non ho capito. Più basso della galleria di adesso. Sì, Però. più bassa, sì. Se vede ancora adesso le vede. Che strada. Ah, che sei ancora? Ancora adesso, io non è. Si parla, ma ancora. Ora, durante la guerra le strade erano così, insomma, il tracciare è fatta che altra da Dio è. E ste zattere continuavi anche durante la guerra? No, la guerra, la vuole. Perché però? Come era la situazione durante la guerra? Era che non si niente a mangiare, è stato. Anche io che era piccolo non mangiava. Oh, me andai sull'acqua con la compagnia belga che ci ha messo dei tedeschi, no, per battere con martello, battagliare, ora mi aveva la panettina del pane in 4,
no sé, Patricia. Poco la minestra, tanto la minestra la fea con el tigre de Cassia, insomma, no vale. Di acacia? La Cassia, il tigre. Sì, sì, di rubina, dell'albero, eh. L'albero, sì. Poi che era? Con poca verdura, insomma. Fanno finché so vea. Fame a volontà. Come si chiamava la compagnia Bauer? La compagnia Bau, sì, Compagnia? Bau, Bau? sì. Perché Bau? Insomma, se cambiava de compañía Bau perché scendeva a lavorare con, aveva con dos caporai tedeschi che mi comandava e noi diceva femmine, donne, cose, vecchi, e che sia qua, insomma. Qui che ieri restai qua? Sì, scendeva su per le rotte della strada con martellet, che con la pala, che con il restel, quindi era la strada, che si passasse, insomma. Ma il nome preciso era compagnia? Bau. Bau. Se ci abbiamo andati al paese compagnia Bau. Ma era per tolle in giro o perché era proprio il suo nome? No, era fatto in giro un po', così da abitudine. Per scherzare un poco? Sì. O era il suo nome? Per distinguersi, insomma, ecco. Come per distinguersi? Sì, distinguersi che si deve lavorare con questa compagnia. Ah, Però, vabbè. siamo andati compagnia Bau. Bau. E tutti quelli del paese che ieri restai qua lavoravano su questa compagnia E Bau? compagnia lavorarsi, nella strada che andava verso Caurera. Ah, qua sulla strada? Sempre sulla strada? Sempre sulla strada. Altri che l'anno dopo che sei stati sotto un anno sei stati sotto i tedeschi? Ah, sì. Dal 17 al 18? Sì. Dai 10 ai 11 anni? Io- Sì, avevo 10 anni, Quell'anno là tutti che lavoravano sulla strada. insomma, che può andare. E il carbone niente che fatto non carbone? avrà più niente, non avrà più nessuno. E i boschi come ieri? Che hai tagliato i boschi quell'anno? No. Lì restai interi i boschi? Come prima. Non c'è stati La buttati? portava tutto il fatto i tedeschi, ma del bosco non lavorava a noi. Li ha portati via? Perché n'era il carbone che era fatto, c'era arrivato con il carbone che portava via, poi come perché n'era il sotto delle case, per noi 100, poi c'era 18 vacche, 17, la grande e piccola, c'era due mus, c'erano altri, c'era 14 figli di galline, c'era 7 pecore, caure, e stai con la vacca sulle strade. I lega portati via tutto ora, sti tedeschi? Sì, ora che ieri anche ieri? Sì, che avete famiglia. Ah, cosa si ricorda ora? Ecco, Ieri qua del paese? sì. E cosa mangiavi ora? Ah, se ne tu erba donde si faceva qualcosa. Per Valtri? Sì. Che E erba? ancora mi pare, con questa poca di fuori, perché noi c'è poco. E ieri riuscivo a scondere un po' che te facevi, insomma va. Stati morti da fame, morti da fame. Qua del paese vostri? Sì. Proprio morti da fame. Morti. E come sarebbe dire morti da fame? Cosa che veniva? Perché non si capiva da mangiare, se vuol morire no, mi dice. Sì, ma cosa si vedeva che non camminava? Che io che se casca viene magro e cosa, la fame, non si trovava mangiare, come viene qualcosa intorno e via per morire. E diventava magri, cosa... Tutto. Conosceva anche io qualche dunque si è morto di fame? Conosceva anche io qualcuno? Sì. E quanti anni che avevi? Me? No, quello che si è morto da È fame. morta, lei era un prigioniero, dunque lei, non so, non avevo 30 anni. E era un tedesco? No, lei è italiano. Prigioniero italiano, qua? Era il paese. Dopo la guerra ora? No, è morto tempo di guerra, sta sotto i tedeschi. Ah, ho capito, era un prigioniero, Se resta qua, la ritirata resta qua e non avevo problema qua. ma non del paese, gente del paese nonno si è morta da fame. C'è del paese, sì. Sì, ma era un prigioniero che veniva da fuori, insomma? No, lei fa del paese qua. Ah, era abitante Sì, qua? era abitante qua, dove le sta qua sulla ritirata e invece andare a casa. Come si chiamava io? Si chiamava Solagna Biagio. Biasio Solagna. Era parente di No. Lucia, là, no? No. Altri che sono morti da fame? No, sta qualcuno, ma meno preciso, non posso saperlo. Comunque tanta fame di sicuro che ripartiva. Tanta fame a parlare. Morta pure mio nonno, ma dopo questi italiani la mangiava subito massa, no? Perché uno quando cresce che trova la mangiare abbastanza, si vede che muore. Suo nonno come si chiamava? Antonio Leon come me. E si è morto subito dopo che si è venuto italiano? Dopo si vede italiano. Perché cosa aveva mangiato tanto ora? Trovava per tutto, trovava carne, trovava pan, trovava tutto mangiare con questi italiani, trovava che soveva, per amor di Dio. Dove era tanta tutti i cantoni, dove era qualcuno che era forte da mangiare massa e si vede che no.
Mi lo rechazan. A mí para no estar con los militares, me mandan a perder la carne grasa. Me dice, ¿no sabes la grasa magra? Suerte, sì. Pure la carne grasa, la boca, ma sono liberava. Cosa se che sentivo ora dopo? Mangia, io, lo stomaco no, vero, non per pederia, la troppo forte. Sì. Stati anni brutti, insomma. Non brutto, sì. Non E che hai fatto manisti tedeschi, non so, con le femmine che facevano del male, sei robe. Poco di tutto. Che hai copa gente, CD, No, compadre, no. qualche marachea, se ricordi, cosa combinavi? No. I soldati? Si imbriagavi, non so. Prima sì, sembra appena arrivai perché te viene il nostro, ma dopo è il nostro sembra che appena i calori no. E fame calori salo. I tedeschi no, ma gli ungheresi, gli austriaci, gli fame calori. Perché quando che i militari, mi fa da cambiare la guerra qua, quando che i militari se ne è abbondata per i militari, anche i burghesi trovano qualcosa da mangiare. Una femmina, una torra, questo o quell'altro, ma quando che manca anche i soldati, allora i burghesi poi muoiono. Ma perché gli ungheresi e gli austriaci che avevano più fame dei tedeschi? Ma prima i tedeschi, dico, prima che era roba, lui ha tirati, li ha mandato qua. Sono stati i tedeschi i primi a mangiare bene, diciamo. Sì. E poi loro si sono E ritirati. dopo loro sono andati su altre bande e poi stati ungheresi, tanti ne ungheresi, austriaci, e a fanno anche loro come noi. Come noi no, ma... Patia, insomma. E altri erbe, che erbe tu eri? Quello che è meglio per per tutto, c'era lumache, così, quel che si trovava, barbabietole, quel che si trovava. Cioè, con barbabietole che ieri coltivare? Capella, andiamo un po' a roba per i campi, fatto fuori tutto. Ah, ma chi che aveva barbabietole? I contadini magari che erano i campi, qualcosa così. Troppo, niente. Che era contadini, sì, qua nella zona. A contadini, anche adesso a contadini per modo, ma credo che se menea, che si sembra il portaio tutto. E poi non sai anche che forza a sapere i campi, perché ora non si sembra, quello altro si sembra con il sapone. Non si avevi più forza? Sì. Ma andare sulla strada sì che avevi forza? Sapeva che si poteva, sapeva che si poteva. Ma aveva altri mestieri, eri contadini in casa? Sì, ma adesso a contadini. Quanti campi che avevi? Poi mi sì che so quanti campi si era per tutti, ne aveva. Io 3 fratelli e poi mio nonno o 4. Ieri una famiglia grossa? E Rosetta sì. Quanti in famiglia? Sì, c'erano 3, invece e mio nonno fa 4 e tutti i altri figli, poi mi pare che ne ho 5 figli. Quell'altro che ne aveva un per uno, quell'altro. 10, 11, 12 persone? O di più? No. Una decina di persone? Sì, sono delle persone. Sì. E dove eri a casa? Questa qua ieri? Questa qua, poi ne ha sotto qua, a casa, perché la strada troppo sotto qua ne ha la stalla e casa. Era qua che eri a casa? Qua che ne ha una casa per un'altra casa. Sempre vostra? Sempre nostra, sì. E l'ha tratta già quando qui a giù? È stata ovvia la strada adesso. Adesso qua, sti anni qua? Sì, sarà 10 anni. Là che avevi a stare, era vicino al porto praticamente? Chiamava al porto che chiamavano. Il porto era proprio qua davanti? Sì, sugli ordi della piave, no? E cosa che era su sto porto? Niente, non è al posto che portava le legna e poi la carregava su sulla sattere. Ma che era un approdo, qualcosa, poi dove le gave? Non è un'osteria là, però. È un'osteria da Pigna subito per lui. Questa era osteria? Sì, questa qua in fianco, Questa sì, lei aveva, questa qua prima, in Piveci. Ah, era Zora? Sì, la portava qua dopo. Quando l'hai portata su osteria? Sapendo che arriva anche fanno. Sì. Ah, vuoi venire a casa, signora? Infatti Dio la fa. Niente. Cos'è, signor? No, vedi, è osteria, no, con te non mi è finito osteria. Ma a osteria qua, ieri a Zoya, allora? Sì, dove se la piave. Ah, era proprio sappiamo. E quando l'hai portata su qua? E la portava qua dopo, prima che mi nasce, insomma, qua dopo. Sempre quasi 80 anni. Ma prima ancora era so? Prima era lo, sì. Ho capito. E era qua, chi baiava anche? Chi aveva... Sì. Dove che avevi assai? Là, non sono lì a strada, È stata una su che casette che ha ma buttato? allora noi erano altri, non era un nato che comprava un museo e la vendesse.
ha comprato un suo cugnato e allora da lei a loro. Era Bertuoli, era? Bertoldi, sì. E prima ancora osteria di chi era? Dio Antonio, Ah, sempre vostra? sì. Ah, era vostra osteria? Era che avevi osteria e campagna? Sì. E a Riccioli, insomma? Sì. Come che si dice? Sta andando via, che mi conta perché sennò chi domanda? L'avevi anche a Maiche? Sì. Dove a Maica? Sull'Alpe. Mariec, che paese? No, Maria, no, è Pian de Vedin si chiama. Si sente qua perché sennò viene fuori mai l'altro. Bene, è vero. Pian de Veden, Pian de Vedin, sì. È il capitano di Garla. è capitano di Garda. E quante vacche andavi su ora? Con i vostri? Andavo sulle nostre, poi in Crea con gli altri. Con altri anche? Sì, ma 30, ma 25-30. Portavi anche quelli che altri, insomma? Sì. Andavi anche io su insomma, sei andato anche io, insomma? Cammese, capisci? E in che stagione andavi? No, guarda, di stapo perché... Sì, cioè, ma che era un giorno preciso che andavi? Lei a millimetri, ero più o meno, allora andavo su, so, in primi di giugno, ne avevo da 3 mesi, Giugno, luglio, agosto, insomma, ne sono in settembre? A fine di settembre o i primi? A fine? che prima, a fine settembre, secondo, perché allora là si tagliava bien, se il caso non mangiava fuori, mi andava a fare tutta la strada, capisci, qualche volta giorno gli prendeva fuori qua. E in più le vacche pascolavano fuori? Da su in montagna sì, Però anche che ne tagliavi i feni? e tagliava bien. E in più pascolava? Quanti tagli facevi le feni? Oh, non si che so. Un colpo? Beh, non si ricorda. Ecco, e ora mi dice di questo porto, ritornando al porto, si fermava sti zatterieri? E io con le altre no, che io magari 3 o 4 passate era, e allora poi 3 fuori le corde, e poi il verde gnelò, E dove le legavi queste corde? e aveva sempre qualche albero da legarle, Che erano alberi sul piave, ora? fuori del piave, gli alberi. Vicino all'osteria? Sì, ora legava là, una roba, una corda, e legava. Deve andare alla sera, il giorno li caricava. E dopo... Non che fosse magari destione di ferro o No, qualcosa? no, deve tenere l'albero completo come li trovava. E era quanti eri per zattera di solito? 3 o 4. Perché 3 o 4? Eri 4 più volte? Ma il secondo sarà in 3, in 4, secondo i calori come si trovava, perché si caricava su, ora arriva in 4, noi si bastava in 2, in 3, perché tante zattere sono lì a carico in devo volo, no? Poi trasportare le legname delle zattere loro. E basta? E il carico in più, non so se Cioè, a volte insomma le zattere andavano su vode, però e che aveva il legname, insomma andava su, solo con il legname, insomma, poi arrivava su e si desfava. loro andavano su strada col treno e la stella zattere, li comprava, non so mica che li comprava perché ora mi sa che di 10 anni non possono tante robe, no? Certo. Ma qua invece cosa caricavi qua? Qua caricava la legna che si veniva dalla montagna, il carbone, così. Questo era il porto del carbone e della legna? Carbone e legna. Marziai vuol dire carbone e legna. Perché tanto qua si viveva sempre qua sulla legna più che sia d'inverno. Che? Sì. Solo no, capito. D'inverno vivevi? Anche d'estate sempre con la legna più che sia si vivevano altri. Più legna o più carbone? Tutto il paese però o carbone o legna. Cioè, qui che lavora di legna e che lavora di carbone, poco so. La maggior parte lavora sul carbone o sulla legna? Con la legna, anche sul carbone. Anche adesso che fa lei ho visto che lavora ancora con quella che è l'osteria adesso. E lavora ancora sulla legna, come Sì, lavoro con la mia sorella, lavoro con i fiori, so. Ah, ho capito. L'altra torre, l'altra torre. E o crompè, cioè... No, non è trattore, non andavo con la stretta, non ho strada. Adesso vedete che la strada va sotto il trattore. Ho capito. Insomma così queste zattere, a Marziai si fermava a legna e carbone, a torre legna e carbone. E portava su qualcosa, no? Perché non poteva venire su le zattere ovviamente. Se voleva la llame da insultare o se capisse anche se voleva qualcosa, glielo sola, ma altro non gli su perché la piave sono a te. Ma è logico. E con cosa venivi sui rifornimenti qua del mangiare ora? A piedi? Quella farina ormai nota si viveva, uno vuole intanto no. Farina e formaggio. Farina del frumento o del suo turco? Avrebbe dopo quando?
Polenta bianca o zaia? Per candellare, insomma. Zaia, ho capito. E sti zatterieri si fermava qua di sera di solito? E notte noi, mia madre arriva la sera, E dove dormivi? sullo staria poi, nella camera, Anche avevi delle camere? sì, capisci? Quante camere che avevi? Mi sì, che so. Cioè, tante o poche? Volevo stare in una qua, una là, poi quella là sola, Qual era lei in un'altra osteria? donde era l'albergo, quello là, una storia là, ma non l'hanno fin qua, che è fatta la casa, la casa. La prossima che sei? Sì. Che era anche ora? Sì. Ma la più grande qual era? Osteria? Tu ti compagni, più o meno. Quella che però ballava era la vostra? Era una volta prima, dopo che ballava le Bertoli. Sì, sì, ma sempre come edificio era il vostro, insomma, sulla costruzione vostra? Sì. Ho capito. E si fermava a dormire anche in casa, insomma? Ma sì, ma è, poi... E da mangiare, cosa pareggiavi da mangiare? Che non era mia so, perché... Ma di solito cosa mangiavi? Puoi formaggio anche per forza. o qualcosa anche di buono? O rivolevi qualche piatto particolare? Minestra, fasoi, compagnia bene. Non so, caprioli, roba del genere, funghi, roba, qualcosa di buono, insomma. Forse no, è che non posso dire che meno perché non posso ricordare che roba danno. Cioè, cosa mangiavi di solito? Una volta si mangiava porta formai, sai sempre un latte, perché... Ma anche i zatterieri che si fermava? Ma io, perché non era un ore. Come si chiamavi, za? Quelli dei zatteri, come si chiamavi? Zattieri? No. Sateri? O deve essere a terra. Sater. La parola misera va del paese. E ho capito. E stava qua a notte e caricava. Chi è che caricava? Proprietari. E anche loro lavorava, per modo dire. Quanta roba che stava dentro su una zattera? No, questo non posso dirgli una cosa. Tanta roba, secondo che non era, forse 50 quintali, anche di più. E non si rompeva dopo il rio giù al piave? Poco di tutto. Cioè non si perdeva, se veniva... Un poco di tutto, però, perché tante volte la piada grande con la piccola e ora c'è dentro qualche roccia. Come facevi qui se ciappava dentro su una roccia? Recuperare perché poi dopo. Ma per descagliarsi dalla roccia, per venire fuori dalla roccia, come facevi? Signore, tirava con le stanche, con le corde, tutto. Si aiutava con le stanghe? Come si chiamava le corde? Aveva un nome particolare? No, la corda è fuori, là puoi dire, no? Corda era. Ho capito. E come eri? Che persone eri? Buoni? Eri buoni uomini? Forti, robusti? Uomo forte che qui a Santa Giappa. Ah, perché qua facevi graspa ora la sera? No, la comprei, sì. Vina, che bevevi vino? Anche vino. Che piaceva, insomma? Se non esiste andare all'acqua, se non beve forte con la d'inverno, specialmente a freddo. Se c'è qualcosa che dentro muore 50 all'acqua per prendere questa gatta, bestemmia già. Perché si impegnavi, Certo. Tante volte che diventa per l'acqua in dentro, qualche volta mi aspettano. Anche d'inverno? Anche d'inverno, sì. Uomini forti. Non conoscevi nessuno qua che faceva zatteriere? No, qua no. Non era, sì, quei che aveva la merce montassero insieme e aiutava. E andavi fin dove dopo? Alla fine, a quello che ci ha messo a sto tenerlo, dove tenerla, e quando che la stena dalla roba. Ma dove arrivavi dopo il carico? Ma dopo i paroni che comprava e andava a Fener? Fino a Fener? Fener? No, fin dopo a Fener, colli che ci ha messo. Col. Ah, Covolo? Sì, Covolo. Là era il posto che più che si andava là. A Covolo. E allora là che nella strada, capisci, venivano i negozianti e andiamo su strada. E il carbone? Carbone, legna, perché andavo insomma. Mentre le zattere andava fin dove? Esatto, andava fin là, dopo la linea d'estate, che era le tavole, i travi, andava a sostenizione. Insomma, già un buon porto era Covolo, insomma. Mi pare sì. Ho capito. E che era un gran giro, quante se ne fermava su un giorno qua? No, secondo qualche giorno neanche una, qualche giorno male di due, uno o due, qualche giorno neanche niente. Cioè, i veniva solo per il carbone comunque. Legna e carbone. Quando che l'ha fatta l'altra roba di legna che si sveglia a fare calore, quella l'ha fatta e
veniva avanti andando. Ho capito, non è che si fermasse solo per dormire anche se era senza caricare. Si fermava qua solo si aveva da caricare? A caricarsi. Non se ne aveva da Se no caricare. in idea su strada. Noi si fermava qua. Poi, qua veniva solo per caricare il carbone, insomma. E ora qua era la stagione che veniva più volte a caricare qua. A tutti i compagni quando veniva roba veniva a caricare, se no in idea su strada. Che ne era sempre carbone ora. No, sempre, non si può dire sempre, no. D'inverno, venivi anche d'inverno? Se veniva carbone, sì, se magari su per la montagna, tira giù d'inverno, io caricavo su. Ma d'inverno non vi era carbone, giorno? D'inverno non che era carbone, o sbaglio? Ecco, se veniva calore per mare, se no sei in montagna, io veniva giù d'inverno, e allora tiravo quella. Ho capito. Anche qua legna è sempre... Legna, era sempre di legna, quella era sempre di legna. Legna che era sempre un deposito Tutto di legna. l'inverno, che fea, dopo quando l'ha fatta la vendeva, pure mio nonno la comprava, la comprava dai proprietari, e dopo voleva su la quantità, e poi la stata, andava via, i mesi pure me pare, carriera su, quindi avevo colori. Non era una stagione principale rispetto a un'altra che si fermasse più spesso? No, sempre uguale. E ora correva sempre, estate e inverno correva sempre. Poi l'idea sempre, quando quella su parecchia le altre fatte, e l'idea. Ma non era un mese più... No, a me non mi pare di no. che corresse più di che altro? Io mi pare di no. Lo sa che il popolo si può ricordarsi di tutto. No, mi domando, per quello che domando tante, perché vedo che comunque si ricorda abbastanza. Qualcosa sì, mi ricordo. Come eri vestiti con una fascia rossa? Basta più grandate, sì. E dopo... Vestiti, normale poi, per modo di dire, Ma sta fascia rossa perché aveva? Ma è come una divisa, per modo di dire, come una... Un cappello in testa? Perché io senza cappello, senza, ma più che sia, io avevo una fascia rossa grande, la palla che io avevo. E io passavo ora che sarà 10 anni o 15, una tutta piccola, ora la dimostrazione che io passavo per qua. Ho capito. E se aveva scarponi... Una roba piccoletta. Se mi domandare dei zattere della volta, del porto, del carbone... All'altra che sto che dico, mica... Le cose dalle statue, sino ai muri, con una colla, con bandiera, di terra, fatte di gesso. Statue, insomma. Invece qua nel paese carbone e legna, Marziaia è il paese del carbone più che altro. Sì. Il Marziaia che chiama il paese dei carbonai. Marziaia Proprio perché nei pochi paesi come Marziaia che lavora del bosco, del carbone come Marziaia, qua di Caorera, per quello che le fa, a chilometri e mezzo distante, tu rivesti a tutti che andiamo a fare i lavori per Francia, sempre miniere, così. Queste nuove qua. Caorera che aveva altre specialità. Sì, loro in idea sempre migranti. fare i lavori a migrare, sì. Queste nuove qua, un sacco la vita là. Ma come mai che qua proprio qua carbone? Forse perché era il porto ora? No, ma in idea a carbone, mi metto tutti qua, in idea che via. Sì, mi ha detto che già parlavi con qualcuno che mi spiegava, ma vuoi dire come mai il paese di Marziai si è messo a fare carbone? Ma si vede che la tradizione quella, i carbonai, che si va a fare pari a più contadini, Sempre di Marziai? sempre da Marseille stesso. Sono tutti i carbonai. E sono andati per Coro, per l'Austria, a carbone, quando cammina 3 anni. Anche io sono andato. Sono andati, mi ha portato. Poi era CEO, insomma. Ma non avevi a campagna e anche a E osteria? la campagna, sembra, io 3 flavei, e ora capiscono. La campagna, guarda. La campagna, In tutto quanti ettari che avevi, non si ricorda? Oh, mi sì che sono andati. Poca roba, insomma. Ma guarda, mo, allora abbiamo detto che se aveva sempre 17 animali della stalla, qualche banda... Cioè, per avere 17 animali bisognava che avessi anche la terra. Qualche banda vivesse a quelli, sì. Sì, perché una volta su a quest'estate qua non era piante, no. Era tutto Prato? Si vede conoscerla.
con quel coso là si lì proprio La sella, mezz'ora sono con fatto. la mezz'ora, ma so mi vogliate Chiama Avete, no, ma quel vostro nome, come si chiama? Mesora? Mezz'ora, sì, proprio il dialetto Vostro, mezz'ora? Mezz'ora, sì. Ma davvero non veglierà alberi, eh? No. Ma che alberi? Fanno alberi quelli non E come mai adesso? Vedi là fuori quella casa là, sul bosco fino in fondo, là è 100 quintali di fieno, Sì. ho capito? E come mai adesso questi alberi? Ma perché che- sono i ceppi bestie, no? Sono dei Non è ceppi più le capre, non è più sì, gli animali allora è tutto imboscato. si imposca sempre di più. È imboscato. E le mie finto basta. Invece una volta era colti, teniamo pra. Tutto bravo, tutto Ma bravo. finiva su per là, sì. E ora dove andavi a fare carbone? Ostrio? Ma vera roba a mille metri nel bosco, nel bordo del comune, nel bordo dell'ospedale delle piane. Ah, cioè se che imboschio tanto era qua. Ma ecco, Il me ha detto che durante la guerra, vero? Io ho distrutto quello. Fine e prima guerra. Sì. La prima guerra no invece. No, la primavera no. Boh. Adesso che ho asso signora che faccio una fotografia prima.